come ho visto gli due che saltavano, ho iniziato a gridare e sono fuggiti, insomma, tirandomi tra l'altro dietro dei cachi, dei frutti che stavano mangiando. Si sono permessi anche il lusso di mangiare dei cachi tra i malviventi che ieri sera hanno tentato un vero e proprio raid di furti a Carbonera. Il primo tentativo l'hanno fatto in questa casa di via Boschi. La proprietaria, una signora anziana, verso le 21 ha sentito dei rumori al piano terra, scoprendo che 3 individui stavano forzando una delle finestre. Subito si è messa ad urlare mettendo in fuga i ladri, che però non hanno desistito spostandosi in questo condominio a ridosso del locale ufficio postale. Qui hanno prima cercato di introdursi in questo appartamento al primo piano, ma hanno subito desistito, disturbati dall'abbaiare dei cani all'interno, non prima comunque di segnare rovinando uno degli infissi. Poi si sono spostati in quest'altra abitazione. Qui la proprietaria, sentendo dei rumori, si è affacciata, vedendo un individuo sopra il condizionatore ed un altro che stava finendo di devastare il cancelletto d'entrata. Anche in questo caso le urla della donna hanno messo in fuga i malviventi, che verso le 21 hanno superato l'autostrada tentando il colpo in casa di Enrico Gasparetto. Stavo portando fuori la spazzatura e ho trovato 3 persone dentro nella mia abitazione. Erano incappucciati e probabilmente, anche sicuramente erano di colore. È la prima volta che capita qui. Qui da noi, da me personalmente è la prima volta. Le famiglie qua vicino nel vicinato è successo altre volte. In tutti i casi sul posto sono subito accorsi i carabinieri, ma dei malviventi nessuna traccia. Così la popolazione chiede maggiori controlli al sindaco, che risponde così. È importantissimo in questo periodo non abbassare la guardia, tenere monitorate le proprie abitazioni, soprattutto nella fascia del tardo pomeriggio, e se possibile dare un occhio anche alle abitazioni dei propri vicini per garantire un buon controllo di vicinato. Segnalate quindi ogni situazione sospetta alle forze dell'ordine, polizia locale e carabinieri, oppure tramite i gruppi di controllo di vicinato. Una segnalazione può fare la differenza in questo periodo.